La quiete di Monfalcone è stata svegliata questa mattina da un gravissimo fatto di sangue avvenuto poco dopo la mezzanotte in pieno centro. Un cittadino rumeno di 20 anni, di cui è stato fornito al momento solo il nome di battesimo, Eugen, che si trovava da 2 giorni nella città dei cantieri in visita alla madre, residente in via Marziale, per cause al vaglio degli uomini della squadra mobile di Gorizia, coadiuvati dal commissariato di Monfalcone, è stato trovato privo di vita da un passante intorno alle 3, in una aiuola di viale Duca d'Aosta. Sul posto è giunta una pattuglia del commissariato di Monfalcone per effettuare i primi rilievi di legge. Accertata la morte del giovane, la salma dello stesso è stata ricomposta nella cella mortuaria dell'ospedale civile di San Polo a disposizione del magistrato. Tutte le piste sono al vaglio degli inquirenti. Una cosa è certa, il ragazzo è stato colpito con un fendente al torace e poi con un secondo colpo, quello mortale, alla gola. A questo punto il ragazzo, riuscito a liberarsi del suo aguzzino, ma non si esclude la presenza di più persone, percorrendo dal luogo del sinistro un tratto di circa 100 metri lungo viale Duca d'Aosta e terminando la sua corsa nell'aiuola vinto dalla morte. Tutte le piste sono al setaccio, da quella malavitosa al delitto passionale, nulla viene lasciato al caso. Sequestrati i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area del delitto. L'ennesimo fatto di sangue, questa volta dall'esito mortale, porta al centro delle cronache la questione sicurezza a Monfalcone. Da tempo se ne parla, ma di concreto si è fatto quasi nulla, per non dire zero assoluto. Negli ultimi 20 anni l'area metropolitana di Monfalcone si è trasformata, aprendo le sue porte non solo a cittadini provenienti dal Mezzogiorno d'Italia, ma anche a quelli provenienti dall'area balcanica, medio orientale e cingalese. Questo ha portato e creato un dissesto culturale e ideologico che oggi si materializza nella sua forma. Vere e proprie aree della città dei cantieri trasformate in ghetti dove circolano e presenziano foresti, dove l'autoctono non lega, dove tutto può succedere. Se il centro è abitato e invaso con l'apertura di esercizi commerciali da parte dei cingalesi, nelle altre aree di Monfalcone il bisiaco è stato nettamente soppiantato dal napoletano, rumeno, slavo e arabo. Negli ultimi 2 decenni si è fatto poco per cercare di integrare la popolazione locale con i nuovi ospiti. Si è lasciato fare senza controllare, come la legge prevede. Si è abbandonato il concetto di presenza dello Stato e ora che la bomba comincia a scoppiare in varie fasi, a frittata compiuta, quello che si poteva è già vecchio ancor prima di metterlo in pratica. Basta fare un giro da queste parti al calar del sole per capire che la situazione reale è ben diversa da quello che la propaganda vuol far credere. Le brave e oneste persone ci sono, ma la sensazione è che il peggio deve ancora venire e l'ennesimo tragico fatto di sangue ne sia solo un antipasto. Quello che succede di routine sotto la linea Gustav sta diventando quotidiano anche dalle nostre parti. Qualcosa si può, anzi si deve fare, perché il gatto è andato in vacanza e i topi ballano.